Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Suicidio o messa in scena. Dopo i dubbi dei familiari della giovane Larimar, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina, la procura ha disposto il sequestro della salma, il giallo del biglietto di addio e l'appello a Mattarella della madre. Il carcere non li ha cambiati. L'avvocato della vittima dello stupro del Foro Italico a Palermo commenta la condotta degli imputati che ieri sono stati tutti condannati. Ancora maltempo in provincia di Catania, disagi e allagamenti nella zona di Acireale e Mascali, tante le persone rimaste intrappolate in auto e in casa. Si è autosospeso dal partito Carlo Auteri, il deputato di Fratelli d'Italia, accusato di aver pilotato fondi cultura verso associazioni della sua famiglia. Auteri aveva reagito minacciando il collega Ismaele Lavardera. 12 silos contro la crisi idrica a Caltanissette, i cittadini protestano, non bastano, l'opposizione occupa il consiglio comunale. Vanno a scuola, parlano l'italiano a Catania, sono oltre 5.000 gli studenti stranieri. Il direttore della Caritas ricorda che prima dei 18 anni non possono avere la cittadinanza. Calcio, non va oltre l'1-1 tra Frosinone e Palermo, un pareggio che fa sfumare il riscatto per i rosanero. E domani il Catania a Crotone per invertire la rotta dopo 4 gare senza vittoria. L'allenatore toscano: soffrire ma non subire. Domani a Messina arriva il Giuliano, il Trapani oggi riceve la visita della Cavese. Non credono all'ipotesi del suicidio. I familiari della giovane Larimar, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina, e anche la procura non esclude nessuna ipotesi. Ha disposto infatti il sequestro della salma. E poi c'è il giallo del biglietto di addio. Sentiamo Orazio Longo. Ufficialmente il fascicolo parla ancora di istigazione al suicidio, ma di questo non sono più convinti gli inquirenti che, dopo aver riconsegnato il corpo ai familiari per eseguirne i funerali, hanno deciso di fermare tutto e sequestrarlo per ulteriori accertamenti. Quello che si teme è che sia stata messa in piedi una messa in scena. Anche il biglietto d'addio che, come ultimo gesto, la giovane Larimar avrebbe scritto al ragazzo che frequentava viene contestato dai familiari. Non è la sua scrittura, dice la sorella, che rimarca il carattere solare e allegro di Larimar, lontanissima dall'idea di un gesto finale estremo. L'autopsia sul corpo della quindicenne si terrà mercoledì all'ospedale di Enna per la mamma della giovane, che martedì scorso aveva trovato il corpo senza vita, coperto con 2 giri di corda attorno al collo, al ventre e alle ginocchia, in ginocchio accanto a un albero della pineta adiacente alla casa di campagna. L'ipotesi del suicidio è ancora più improbabile. È impossibile che una ragazzina possa avere fatto tutto questo da sola, dice la donna disperata. Il procuratore Cosentino spiega che ogni traccia va analizzata, compresi i resoconti secondo cui la quindicenne di Piazza Armerina avrebbe avuto un violento litigio con alcune compagne di scuola per un fidanzato conteso. Addirittura avrebbe subito un'aggressione durante la ricreazione. E poi c'è l'ipotesi di immagini intime della giovane carpite e diffuse illegalmente da qualcuno che non avrebbe dovuto farlo. Insomma, diverse strade che potrebbero portare, nonostante i primi indizi non abbiano fatto intendere altro, a una conclusione diversa di quella del suicidio per presunto bullismo o revenge porn. La procura per i minori di Caltanissetta lancia anche un appello a farsi avanti chi sia a conoscenza di fatti che possano in qualche modo essere rilevanti. E la mamma della ragazza ha lanciato un appello anche a Mattarella. Vogliamo che il Presidente della Repubblica, dice, si metta una mano sul cuore e guardi il caso di mia figlia, bambina perfetta, promessa italiana della pallavolo. Le hanno tolto la vita perché brillava troppo e noi, come famiglia, abbiamo paura per le nostre vite. Intanto la Procura di Caltanissetta ha disposto per il 13 novembre l'autopsia. Il carcere non li ha cambiati. L'avvocato della vittima dello stupro di gruppo di Palermo commenta la sentenza che ieri ha condannato tutti gli imputati. Marco Gullà. Asia, la vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico, apprese le condanne inflitte, cioè Guzzini, non vuole comunque commentare. Di questa storia non voglio saperne più nulla, non mi importa. Il branco però si dispera. I 6 imputati che sono stati ieri condannati a 7, 6 e 4 anni di reclusione speravano in una soluzione, che non c'è stata. In carcere per loro la vita è dura, qualcuno è stato anche aggredito da altri detenuti. Questo carcere non gli ha fatto bene, perché a distanza di un anno io li ho trovati più agguerriti di prima e speranzosi anche di una soluzione che credo che un anno fa non potessero neanche ipotizzare.
e quindi sono piuttosto perplessa sul loro futuro, sulla loro rieducazione. Devo essere giudicato per quel che ho fatto, non per ciò che non ho fatto, aveva detto prima della sentenza uno degli imputati, chiedendo scusa per ciò che era successo e per non aver aiutato la vittima. Con le condanne si chiude una pagina triste e nera della storia recente di Palermo. È tristissimo sapere che dei giovani vengono condannati e quindi non si può essere soddisfatti. Io sono soltanto soddisfatta per il fatto di essere stata creduta e soprattutto che Asia sia stata creduta e che soprattutto questa tristissima vicenda si allontani un poco dalla mia vita, perché per me è stata faticosissima. Se nel resto della Sicilia oggi splende il sole, la provincia di Catania continua ad essere colpita dal maltempo. Emanuela Corsi. Ancora danni e disagi per il maltempo sulla fascia ionica compresa tra Catania e Taormina, dove forti piogge hanno continuato a cadere incessantemente durante la notte. Numerosi gli allagamenti segnalati, con criticità lungo la A18, dove diversi automobilisti nelle prime ore del mattino sono rimasti bloccati da un'intensa pioggia. A Giarre fango e detriti nella frazione di Santa Maria la Strada, dove poche settimane fa era esondato un torrente. Qui siamo a Mascali, dove alcune strade della frazione di Fondachello si sono trasformate in un grosso lago. Come vediamo da queste immagini, anche qui diverse le persone in difficoltà all'interno delle proprie autovetture per il livello dell'acqua cresciuto rapidamente. A Riposto le transenne segnalano grosse voragini presenti sul territorio comunale, così come nei comuni limitrofi. La giornata più critica è quella di ieri, soprattutto nella Cese, dove è esondato un torrente mentre un supermercato all'ingresso di Acireale è stato evacuato. Numerosi gli interventi dei sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Catania in via Cristoforo Colombo e a Capomolini. Sempre ieri danni e disagi anche a Giarre, Riposto e Mascali, dove i vigili del fuoco hanno soccorso persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni. E se nel catanese piove, nel resto della Sicilia splende il sole. Bel tempo e temperature miti nel messinese, palermitano, trapanese e nisseno. Un po' di nuvole invece nel siracusano e nell'agrigentino. Ma il maltempo, dicono gli esperti, proseguirà anche nei prossimi giorni in quasi tutta la regione, dove sono previste piogge locali e temporali fino a martedì. Ed è bufera politica su Carlo Auteri, il deputato di Fratelli d'Italia accusato dall'ex Iene Ismaele Lavardera di avere pilotato fondi cultura verso associazioni della sua famiglia. Oggi Auteri si è autosospeso dal partito. Maglio Viola. Si autosospende da Fratelli d'Italia, ma al tempo stesso si difende e respinge le accuse di aver pilotato contributi verso un'associazione dei suoi familiari. È ormai un caso politico lo scontro fra il deputato di Fratelli d'Italia Carlo Auteri e il deputato indipendente Ismaele Lavardera, l'ex Iena eletto all'AS con Cateno De Luca, ma che ha lasciato Sud Chiama Nord nelle scorse settimane. La scelta di autosospendersi, dice, è stata fatta per tutelare il buon nome della mia comunità e poi prosegue: voglio che sia fatta piena chiarezza su ogni aspetto delle accuse che mi sono state rivolte e lo farò carte alla mano con la massima trasparenza e serenità. La vicenda nasce dalle reazioni di Auteri quando Lavardera gli contesta l'erogazione di contributi pubblici per 100.000 euro in favore di un'associazione riconducibile alla famiglia del deputato, la cui sede legale si troverebbe nella casa della madre a Sortino, nel Siracusano. Auteri non ci sta e, incontrando Lavardera nei bagni dell'Ars, lo minaccia senza sapere che l'ex Iena sta registrando. Ti prendo e ti butto di sotto, si sente dire nell'audio. Frasi per le quali Auteri chiede scusa, ma sottolineando di essere stato vittima di reiterate provocazioni. Sui contributi parla di strumentalizzazioni e racconta che l'erogazione risale a un periodo precedente alla sua elezione a deputato. Si dice convinto che chiarirà tutto e convinto che le sue scuse a Lavardera per la frase minacciosa siano sincere il suo capogruppo Giorgio Assenza. Carlo Auteri oggi sarà ospite della trasmissione Il Punto, condotta da Luca Ciliberti, in onda alle 14.30 in diretta su Telecolor e domani alle 14 e alle 23 su Antenna Sicilia. Ecco, ci ha appena raggiunto in studio appunto Luca Ciliberti. Come dicevamo, Carlo Auteri sarà uno dei protagonisti della puntata di oggi. Buongiorno Lorena. Sì, Carlo Auteri ha scelto di parlare ai microfoni del Punto. Pensa e vuole chiarire tutte le sue posizioni, quella che riguardano ovviamente i fondi regionali alle associazioni del teatro, ma anche quella delle minacce a Lavardera. Lo ascolteremo, sarà sottoposto, come sempre succede da noi, al fuoco incrociato delle domande dei giornalisti, delle più importanti testate regionali, quindi ci sarà la Repubblica, la Sicilia, ci sarà il nostro Antonio Condorelli, insomma.
Questo per la prima parte. Poi parleremo di un altro tema all'interno della nostra trasmissione, che è il tema del dissesto idrogeologico. La domanda che ci siamo fatti nella preparazione della trasmissione è: può accadere in Sicilia quello che è successo a Valencia? La risposta è sì. Vi spiegheremo poi all'interno della trasmissione come, perché e quando. Grazie Luca Ciliberti, con il punto che andrà in onda in diretta dopo il telegiornale. Veniamo ad un'altra emergenza, quella invece della crisi idrica di cui vi raccontiamo da mesi. A Caltanissetta arrivano i silos per fronteggiare la grande sete, ma sono solo 12 per i cittadini, ma anche per l'opposizione non sono sufficienti. Rita Cinardi. 12 silos da 10.000 litri sparsi in vari punti della città per sopperire alla carenza d'acqua. I silos arrivati ieri a Caltanissetta non piacciono ai cittadini nisseni, che ieri hanno inondato i social di proteste. Ancora non è chiaro come e quando avverrà la distribuzione dell'acqua, ma di certo i silos, posizionati in centro storico ma anche in zone residenziali, non sono belli da vedere e non sembrano la soluzione per quella che ormai è vista come la crisi idrica più drammatica vissuta dai cittadini di Caltanissetta. Ieri, durante il Consiglio Comunale, l'opposizione ha deciso di occupare l'aula consiliare in segno di protesta per come viene affrontata l'emergenza idrica dall'amministrazione comunale. Gli 8 consiglieri comunali di opposizione sono rimasti a Palazzo del Carmine per tutta la notte. Una forma di solidarietà alla città che da oggi è stata letteralmente invasa dalle autobotti e dai silos, senza che nessuno sappia questi autobotti dove andranno sostanzialmente a rifornirsi e, altro punto nodale, a chi e come verrà distribuita quest'acqua. Intanto sotto Palazzo del Carmine un gruppo di mamme del centro storico, ormai vera e propria anima della protesta, hanno gridato tutta la loro rabbia. Di certo non ci accontentiamo di 100 litri a famiglia per quanto riguarda questi silos messi in città. Quello che ci è stato sempre detto è di fare la danza della pioggia, quindi sperare che il buon Dio ci aiutasse con la pioggia. Nemmeno il buon Dio ci sta ascoltando, quindi l'acqua non scende dal cielo. Restiamo in tema perché l'Assemblea regionale ha stanziato 12 milioni di euro per interventi urgenti sui canali e sulle dighe per sostenere il settore agricolo. Ieri l'assessore all'agricoltura Barbagallo ha fatto un sopralluogo nella piana di Gela. Sentiamo Gerri Italia. Ammonta a circa 12 milioni di euro lo stanziamento che l'ARS ha messo in campo per le infrastrutture idriche siciliane al collasso. Canali e traverse deteriorate non riescono a convogliare l'acqua verso le dighe, aggravando una crisi che minaccia seriamente l'agricoltura locale. In questo contesto l'Assemblea regionale siciliana ha deciso di intervenire durante la votazione per l'assestamento di bilancio, stanziando fondi per ripristinare le funzionalità dei canali e migliorare la capacità di accumulo idrico. Nello specifico 1,5 milioni di euro sarà destinato alla progettazione di opere irrigue, mentre 10,5 milioni serviranno per manutenzioni straordinarie e interventi urgenti, soprattutto in zone come la piana di Gela, dove la situazione è particolarmente critica, come ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo, che all'indomani dello stanziamento ha effettuato un sopralluogo proprio nella piana per verificare la situazione delle traverse di Maroglio, Dirillo e Rizzuto, indispensabili per l'approvvigionamento idrico della diga Cimia. Con le risorse finanziarie che sono state assegnate nell'ultima manovra, cercheremo di ripristinare l'efficienza delle opere che da tanti anni non sono funzionanti, per consentire a un vasto territorio di poter utilizzare l'acqua, e in particolare stiamo visitando la traversa sul Maroglio, la traversa sul Dirillo, per cercare di accumulare più acqua nell'unico o nel principale serbatoio che è la diga di Cimia, il serbatoio di Cimia, e quindi ripristinare opere e canali per consentire appunto una più razionale utilizzazione dell'acqua. I fondi, anche se insufficienti per risolvere del tutto il problema, sono un primo passo per sostenere le produzioni agricole e alleviare la pressione su un settore già duramente colpito dalla siccità e dal degrado delle infrastrutture. Incidente stradale mortale sulla Palermo-Catania. Ha perso la vita un bimbo di 8 anni di Campofelice di Roccella. Era a bordo di una delle 2 auto che si sono scontrate ieri pomeriggio in direzione Catania all'altezza di Termini Imerese. Sono rimaste coinvolte altre persone, tra cui il papà di questo bimbo.
Vanno a scuola, parlano l'italiano meglio dei loro genitori, sono gli studenti stranieri, oltre 5.000 a Catania, ma ricorda la Caritas, prima dei 18 anni non possono avere la cittadinanza. Adelaide Barbagallo. Sono oltre 5.000 gli alunni stranieri che frequentano le scuole della provincia di Catania, un numero in crescita rispetto agli anni precedenti. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto Caritas Migrantes. Questi studenti rappresentano il 3% dell'intera popolazione scolastica e quasi la metà di loro, il 48,1%, sono nati in Italia. Come i 3 figli di Ousmane Touré, vanno tutti a scuola e parlano molto meglio del papà l'italiano. Touré è arrivato 16 anni fa a Catania, per sostenersi ha fatto ogni genere di lavoro. Da un anno è un operatore Caritas. Prima io ero qua da solo, da 2008 fino al 2016, poi mi sono portato mia moglie qua. Grazie a Dio abbiamo 3 figli, stanno andando tutti a scuola, quello più grande fa quest'anno prima elementare e gli altri 2 stanno andando asilo. La scuola è il primo passo verso l'integrazione. La scuola in sé, ma anche la scuola primaria, è una bella scuola di formazione alla cittadinanza. Studenti stranieri che imparano a sentirsi italiani. Non ci si riesce a spiegare come mai anche attraverso la partecipazione quotidiana e attiva al percorso scolastico questo non sia sempre riconosciuto come elemento fondamentale per poter riconoscere la cittadinanza di uno straniero. Catania si colloca al 3° posto tra le province siciliane per numero di studenti stranieri, dopo Ragusa e Palermo. In Sicilia sono complessivamente 28.738. Ancora un furto con spaccata in provincia di Catania, stavolta ad essere presa di mira è stata la banca Unicredit di Trecastagni, in corso Europa. I malviventi hanno bloccato le strade e con una ruspa che vedete in queste immagini hanno sfondato il muro e sradicato il bancomat. È avvenuto l'assalto intorno alle 2:30 della notte scorsa. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. A Comitini, un piccolissimo paese in provincia di Agrigento, è stato inaugurato il Museo del Tricolore dedicato ai moti per l'Unità d'Italia. C'è anche la prima bandiera italiana, è stata proprio lì nel 1859. Davide Sardo. Il 3 luglio del 1859, per la prima volta nell'allora Regno delle Due Sicilie, sul Monte La Pietra di Comitini fu issata la bandiera italiana con ancora lo stemma di Casa Savoia. Nella più piccola cittadina dell'Agrigentino, con 855 abitanti, l'avvenimento storico è stato ricordato con l'allestimento di un Museo del Tricolore. 2 sale del suggestivo Palazzo Bellacera accolgono diversi cimeli e documenti che ripercorrono la storia dell'Unità d'Italia. Il museo è stato arricchito da recenti donazioni, alcune da parte della famiglia di Vincenzo Macaluso, patriota ed ispiratore alla rivolta culminata con diverse vittime. Un museo che parlerà della storia della bandiera e racconterà del 3 luglio del 1859, quando un gruppo di patrioti comitinesi issarono per primi il tricolore sul Monte La Pietra. La cerimonia di inaugurazione del Museo del Tricolore, il primo in Sicilia ed il secondo in Italia dopo quello di Reggio Emilia, si è svolta in presenza, tra gli altri, del prefetto di Agrigento Filippo Romano, di autorità civili e militari. Il 9 novembre di 29 anni fa veniva ucciso a Catania da sicari mafiosi l'avvocato Serafino Famà. La città oggi lo ricorda. Dopo la deposizione di fiori al piazzale, luogo dell'agguato e a lui dedicato, la Camera Penale si è riunita nell'atrio del Palazzo di Giustizia davanti alla lapide commemorativa. La giornata vedrà poi altri momenti di riflessione destinati a ribadire i valori della legalità e il primato della legge. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva. Tra poco. Siamo al calcio, finisce 1-1 allo stirpe tra Frosinone e Palermo e sfuma il riscatto per il rosanero. Marco Gullà.
1-1, un pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre. Allo stirpe Frosinone e Palermo non vanno oltre il pari. Doveva e poteva essere la gara del riscatto e del rilancio, ma la formazione di Dionisi stecca ancora il decollo. Un pareggio, quello di ieri sera, che probabilmente spegne le residue velleità di promozione diretta per il Palermo, ormai decisamente lontano dalle posizioni di vertice. Giusto così, rosanero poco maturi e senza carattere. Anche allo stirpe la formazione di Dionisi ha palesato i suoi difetti di fabbrica: mancanza di idee, gioco praticamente insussistente e poca cattiveria sotto porta. E dire che il match per il rosanero si era messo benissimo con il gol di Insigne al pronti via, deviazione di Darboe e palla che fredda il portiere Ciociaro, è 1-0. Ma la gioia dei siciliani dura poco, anzi pochissimo. Al 16° Bracaglia sovrasta Nedelciaro e mette il pallone alle spalle di Desplanche. È 1-1, partita frizzante e godibile, ma le due reti sono assolutamente fallaci sul resto del match. Le due squadre si abbassano e nel primo tempo non riescono a graffiare più, anche se il Palermo appare sicuramente più in forma rispetto al Frosinone. Ripresa, ti aspetti gol ed emozioni, ma non è così. Le due squadre giocano a rallenti, i cambi non rivitalizzano l'inerzia del match. Il Palermo ha una ottima occasione con Insigne, Cerofolini salva. Nel finale due ultimi sussulti, prima con il bel tiro di Marchizza, poi con il tiro a giro di Henry che sfiora l'angolino. Non succede più nulla, 1-1 e tanta delusione per il Palermo, che continua ad essere una squadra incompleta e soprattutto senza anima. Il Catania a Crotone vuole invertire la rotta. Sentiamo anche l'allenatore toscano che ha parlato in tarda mattinata, Marco Carli. Il Catania come un giocatore di poker. Adesso tocca rilanciare, perché i rossazzurri vengono da 4 partite senza vittorie, con storie diverse: la rimonta di Foggia, lo schiaffo con il Latina, l'occasione non sfruttata di Torre del Greco, gli sprechi nel derby col Messina. Toscano e la squadra hanno analizzato, il gruppo si è preso i fischi domenica scorsa al Massimino e adesso appunto vorrebbe rilanciare. L'avversario non è dei più facili, il Crotone viene da 5 risultati utili consecutivi, ma è anche una squadra che gioca e che qualche spazio concede, contrariamente a quanto fanno gli avversari dei rossazzurri al Massimino. Sarà il Catania a approfittarne ritrovando la via del gol, uno solo segnato nelle ultime 3 partite. Oggi il reparto avanzato a pieno regime l'ha avuto per poche settimane e sono convinto che il nostro reparto avanzato sia molto competitivo. Sono dei calciatori che hanno fatto sempre gol, ma oltre ai gol a me mi interessa che lavorino per la squadra e oggi lo stanno facendo. Inglese è il giocatore da cui dipende l'attacco al momento, con la valutazione sul compagno di reparto. D'Andrea c'è, Montalto non ha sfruttato l'occasione col Messina e poi ci sono i giocatori più di fantasia, da Stoppa a Jimenez. Lunetta è pienamente recuperato, D'Andrea è disponibile. Ci saranno momenti in cui devi soffrire ma non subire. Ho detto ai ragazzi, c'è differenza tra soffrire e subire. Puoi soffrire perché stai rifiatando, c'è una situazione tattica che magari non riesci a leggere bene in quel momento, ma non devi subire. Crotone Catania sarà trasmesso in diretta in chiaro su Telecolor, appuntamento dalle 18:30, ampio pre-gara, in totale 4 ore live che si concluderanno con le interviste ai protagonisti. Domani a Messina arriva il Giuliano, il Trapani oggi riceve la visita della Cavese. Sergio Colosi. 2 mesi senza vittorie, il terzultimo posto in classifica e un rendimento basso. Il Messina si presenta così, tra incertezze e paure da una parte, necessità di punti e voglia di riscatto dall'altra, alla sfida casalinga contro un Giuliano reduce dai successi con Picerno e Trapani. La squadra campana dell'ex Bertotto, sorpresa del girone, ha un organico costruito per i play-off, ma non distante dal vertice della classifica. Al Messina però servono gol, punti e vittorie. La politica dei pareggi non serve, ancora meno con prestazioni simili a quelle di domenica scorsa al Massimino. Peloritani senza successi dal 4-1 contro il Taranto del 7 settembre, unico acuto di un torneo fin qui deludente, ma in linea con investimenti e acquisti. Contro il Giuliano, privo dello squalificato Maselli, manca Salvo, fermato per un turno. Modica ritaglia uno spazio a Petrucci nel centrocampo a 3, attacco con Anatriello e Petrungaro, con Lia che torna nella difesa a 4. Partita da crocevia per il Trapani, se non vince oggi al Provinciale contro la Cavese, Antonini è pronto ad esonerare Aronica, con Fabrizio Castori e Michele Pazienza favoriti su Pasquale Marino. L'acquisto del difensore Maloma ha caratterizzato la vigilia di una gara in cui il Trapani conferma in attacco Lescano, già in doppia cifra, Bifulco e Fall.
È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al punto, la trasmissione condotta da Luca Ciliberti. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.